Eder. Mac. Pallister. Pare che nel favoloso universo investigativo di Garlasco, dove ogni dettaglio conta tranne quelli realmente analizzati, spunti ora come un colpo di scena da telenovela una relazione segreta della povera Chiara Poggi, una relazione con un uomo misterioso del paese e non, attenzione, tenetevi forte, non con Alberto Stasi, il fidanzato condannato in via definitiva. A rivelarlo? Una testimonianza vecchia e ormai impossibile da approfondire, visto che il testimone è defunto. Comodo, no? Il tutto riesumato con grande effetto scenico dalle Iene, che annunciano per il 3 giugno un servizio che, manco a dirlo, promette rivelazioni sconvolgenti come se fossimo al 3° capitolo di una saga Netflix ambientata nella Bassa Pavese. A firmarlo, Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese, pronti a riaprire vecchie email, cellulari fantasma e misteri degni di una fiction del prime time. Lui, lei e l'altro. Dunque, secondo questo testimone ormai in comunicazione diretta solo con l'aldilà, Chiara avrebbe avuto una relazione consensuale, parola chiave, con un uomo adulto di Garlasco. Un uomo diverso da Stasi, perché si sa, un colpo di scena funziona meglio se il sospettato non è quello già condannato. Questo dettaglio, per anni serenamente ignorato, è ora pronto a fare il suo grande ingresso in scena, come un attore che arriva tardi ma pretende comunque l'applauso. Email, intrallazzi e un piccione. Non vi stiamo prendendo in giro. Nel frattempo ci sono anche le mitologiche email tra Chiara e l'amica Cristina Tosi, risalenti al 5 luglio 2007. Un carteggio esplosivo che nessuno ha mai pensato di analizzare davvero, ma che ora, rispunta grazie a Massimo Pisa su Repubblica. Chiara scrive di essere sentimentalmente in bilico, presa tra 2 persone. E l'amica, molto perspicace, chiede: i tuoi intrallazzi? Al che Chiara risponde con uno dei messaggi più enigmatici e oggettivamente incredibili della storia. Stanno vivendo un periodo di stasi. Il mio piccione al telefono dà sempre soddisfazioni, mentre con l'altro ultimamente non ci vado troppo d'accordo. Ora, chi o cosa sia questo piccione resta il vero mistero d'Italia. Stasi, un altro, un corriere segreto, un piccione viaggiatore con wifi, secondo cellulare Cercasi, ma anche no. E poi, come se non bastasse, Chiara aveva 2 cellulari. Uno Nokia azzurro, l'altro, descritto piccole dimensioni e apribile, praticamente un transformer tascabile. Questo secondo telefono è come il Santo Graal, se ne parla, lo si nomina, ma nessuno l'ha mai visto davvero. Le indagini all'epoca si sono fermate con lo stesso entusiasmo con cui uno spegnerebbe un modem, non pervenute. Tabulati? Tracciamenti? Ma scherziamo? Capitolo Borsetta, la saga della Pinko Bag. E ora, signore e signori, la borsa di Chiara Poggi. Altro che Pandora. Qui dentro ci sono più misteri che in un escape room. Tutti parlano di una Pinko Bag bianca usata da Chiara la sera del 12 agosto per una romantica e purtroppo ultima pizza con Stasi. Ma poi, puff, la borsa svanisce come un'illusione ottica. C'è chi dice che sia stata rubata, chi sostiene che conteneva oggetti mai repertati, chi che sia stata semplicemente dimenticata nel cassetto degli oggetti narrativamente scomodi. A rimettere ordine, per così dire, ci pensano i genitori di Chiara. Intervistati da TGCom24 dicono: la borsa ce l'abbiamo noi, è nera con scritta bianca, restituita dai carabinieri pochi giorni dopo il delitto. Nessun furto, nessuna sparizione da romanzo thriller. Tranne che quella fotografata il 13 agosto 2007 nella stanza di Chiara. Accanto a uno scontrino della pizzeria era una Pinko Bag bianca e non è mai stata repertata né ritrovata. Insomma, 2 borse, 2 colori, una sola vittima e una valanga di domande. Chiara aveva una doppia vita, 2 amori, 2 telefoni, 2 borse, oppure è l'inchiesta ad avere 2 velocità, quella pubblica tutta riflettori e scoop e quella reale, ferma al palo da anni. A questo punto i genitori, provati da decenni di supposizioni, errori e illazioni, hanno detto con amara ironia: a Garlasco ormai ci sono più testimoni che abitanti, e in effetti se si andasse avanti così tra un po' parlerà anche il piccione. Ma il punto resta: la verità, quella vera, è ancora tutta da trovare. E intanto ogni settimana qualcuno scova un nuovo mistero, tipo il secondo telefono, o la terza borsa, o il quarto fidanzato. Magari con un canarino. I telefoni in movimento verso la costa, le tracce elettroniche nella notte della scomparsa di Denisa. Nella fitta nebbia che avvolge la scomparsa di Maria Denisa Hadas c'è una sola cosa che continua a parlare con precisione chirurgica:
i segnali dei suoi telefoni. Non uno, ma ben due dispositivi cellulari che nella notte tra il 15 e il 16 maggio hanno lasciato dietro di sé una scia digitale lungo la direttrice Firenze-Mare, come una moderna fiaba nera dove, al posto delle briciole di pane, ci sono celle telefoniche che si accendono e si spengono, silenziose testimoni di un mistero ancora irrisolto. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Tirreno, entrambi i telefoni della trentenne romena risultano in movimento proprio in quelle ore cruciali in cui la donna sembra essere svanita nel nulla. Uno dei due apparecchi aggancia celle nelle aree di Prato e Pistoia. L'altro si collega a una cella situata a Serravalle Pistoiese. Tutti segnali che tracciano un itinerario ben preciso. La direzione è verso la costa, lungo l'asse che unisce Firenze al mare. Ma la domanda che accompagna questi movimenti è inevitabile. A bordo di quel viaggio digitale c'era davvero Denisa? O qualcun altro si stava muovendo con i suoi telefoni, magari per depistare, cancellare, confondere le tracce? Le tracce temporali, un doppio itinerario su 4 ruote? L'ultima attività telefonica conosciuta inizialmente era quella delle 2:43 del 16 maggio, quando uno dei telefoni aveva agganciato la cella di Via Nenni. Ma ora emergono nuovi dati che rendono lo scenario ancora più inquietante e articolato. Il primo cellulare, quello associato alle comunicazioni personali di Denisa, resta acceso per almeno 20 minuti, collegandosi alle 3:03 alla cella di via Provinciale Lucchese a Pistoia. Il secondo telefono invece, acceso almeno dall'152, risulta agganciato fino alle 3:09 alla cella di Serravalle Pistoiese, nel tratto tra Pistoia e Montecatini Terme. 2 telefoni, 2 tragitti, forse 2 veicoli. Una sola donna, forse nemmeno più cosciente. Oppure 2 persone distinte, una delle quali con in tasca un telefono che non le appartiene. Il sospetto: Denisa non era sola. Già dai primi momenti dell'indagine, gli inquirenti della procura hanno ipotizzato che i telefoni potessero essere stati maneggiati da qualcun altro dopo la scomparsa della donna. Le ragioni? Possibilmente per accedere e cancellare messaggi compromettenti, per nascondere contatti oppure per simulare una falsa normalità. Un tentativo forse di far credere che Denisa si stesse ancora muovendo e comunicando, mentre in realtà lei, di certo, non stava più conducendo la sua solita vita. I 2 cellulari, uno dedicato alle relazioni personali, l'altro utilizzato per motivi professionali, dato che la donna esercitava la professione di escort, diventano quindi elementi cruciali non solo per capire dove si sia spostata Denisa, ma soprattutto per individuare chi potesse avere interesse a gestire quei dispositivi in sua vece. Per questo motivo, da giorni i carabinieri del RACIS, la sezione scientifica dell'Arma dei Carabinieri, stanno analizzando nel dettaglio ogni traccia, ogni bit, ogni spostamento registrato, nel tentativo di ricostruire l'ultimo viaggio di Denisa, se volontario, forzato o qualcosa di molto peggio. Indagati, la madre e un avvocato. Al momento, nell'indagine sulla scomparsa della trentenne risultano 2 persone formalmente indagate. La prima è Maria Cristina Paun, madre della donna, accusata di aver fornito false informazioni al pubblico ministero. Il secondo è un avvocato calabrese di 45 anni, il cui nome resta riservato, ma che è indagato per sequestro di persona. Un'accusa pesantissima che fa intuire come la procura non creda più alla possibilità di un allontanamento volontario o a una semplice sparizione improvvisa. Inoltre, non si può escludere che la traiettoria telefonica che si interrompe tra Pistoia e Montecatini sia solo una parte del percorso. L'ipotesi, anzi, è che Denisa, o chi era con i suoi dispositivi, abbia proseguito verso il mare, forse raggiungendo località costiere più lontane, prima che anche quei segnali digitali svanissero del tutto. Un mistero ancora aperto. La storia di Maria Denisa Adas è ancora un mistero sospeso tra coordinate geografiche e interrogativi umani. Le celle telefoniche parlano, ma solo in parte. Le loro voci registrano movimenti, tempi, spostamenti, ma non possono ancora rivelare chi fosse davvero dietro quei segnali. Una sola certezza: qualcuno quella notte si è mosso. E quei telefoni, come moderne scatole nere, potrebbero ancora contenere la verità su ciò che è accaduto lungo la Firenze Mare, mentre una giovane donna svaniva nel buio. Fammi sapere se vuoi che approfondisca la figura dell'avvocato o eventuali precedenti di Denisa. Duplice omicidio a Bologna, uccisi 2 uomini uniti civilmente, fermato il coinquilino all'aeroporto di Barcellona.
È un delitto efferato quello avvenuto nelle prime ore del mattino in un appartamento di Piazza dell'Unità, nel quartiere Bolognina, a Bologna. Due uomini, Luca Gombi, 50 anni, originario del capoluogo emiliano, e Luca Monaldi, 54 anni, nato ad Arezzo, sono stati brutalmente assassinati nella loro abitazione. I due, uniti civilmente dal 2023, vivevano insieme e risultavano entrambi incensurati. Secondo i primi accertamenti della polizia, sarebbero stati uccisi con un'arma da taglio. Le modalità del delitto fanno pensare a un'esplosione di violenza improvvisa e inaudita. Gombi è stato colpito con un fendente all'addome talmente profondo da provocare la fuoriuscita degli organi interni. Monaldi, invece, è stato sgozzato, probabilmente con la stessa arma. I loro corpi sono stati ritrovati in soggiorno, in una scena del crimine definita dagli inquirenti estremamente cruenta, con ampie tracce ematiche su pavimenti e pareti. La polizia scientifica è rimasta a lungo all'interno dell'appartamento per eseguire i rilievi, trovando anche diversi coltelli. È ancora in corso l'esame per stabilire se tra essi vi sia quello utilizzato per il duplice omicidio. Le indagini si sono attivate subito dopo la chiamata di un vicino di casa, che attorno alle 6:30 del mattino ha riferito di aver sentito delle grida provenire dall'appartamento. L'allarme ha condotto gli agenti della polizia sul posto poco prima delle 8. Fermato il coinquilino. Era fuggito all'estero poche ore dopo il delitto. Nel primo pomeriggio è stato fermato a Barcellona all'aeroporto El Prat Gennaro Maffia, 48 anni, cittadino italiano nato in Venezuela, sospettato di essere l'autore del duplice omicidio. Maffia non si trovava in casa al momento del ritrovamento dei corpi, ma secondo le ricostruzioni investigative avrebbe lasciato Bologna in fretta, decollando dall'aeroporto Marconi circa 2 ore dopo il presunto orario del delitto. L'uomo, che da agosto 2024 abitava saltuariamente con le due vittime, è stato rintracciato e bloccato grazie alla collaborazione tra la squadra mobile di Bologna, la Procura della Repubblica, il Servizio Centrale Operativo e il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia. La sua posizione è ora al vaglio degli inquirenti. Gli inquirenti non escludono il movente economico o abitativo. Una conferenza stampa per fornire ulteriori dettagli sull'operazione è stata annunciata dalla Questura per domani, martedì 3 giugno, alle ore 10:30. Il movente possibile: tensioni legate alla casa. Secondo quanto riferito da un cugino del sospettato che è stato ascoltato in questura come persona informata sui fatti, le vittime, proprietarie dell'appartamento, avevano intenzione di vendere l'immobile. Una decisione che avrebbe provocato la reazione ostile di Maffia, che da tempo si rifiutava di lasciare l'abitazione. Pare inoltre che il 48enne volesse far trasferire in Italia la moglie dal Sud America, alimentando ulteriori attriti con la coppia. Lo stesso cugino era stato contattato nei giorni precedenti da Gombi e Monaldi, i quali gli avrebbero chiesto un intervento per convincere Maffia a lasciare pacificamente l'abitazione. Purtroppo, a quanto pare, le tensioni sono degenerate fino a sfociare in una violenza letale. Scusa Eder, non so se ne hai mai parlato e comprendo si tratti di un argomento piuttosto delicato, ma vorrei capire una cosa. Quando si muore, si rilasciano liquidi corporei e non ho mai sentito nessuno dire se gli indumenti di Liliana fossero bagnati o asciutti, se all'interno dei sacchi neri c'erano liquidi. Se i sacchi erano asciutti e gli indumenti bagnati, è chiaro che i liquidi erano andati altrove e sicuramente non poteva trattarsi di un suicidio, perché non si è mai visto nessuno suicidarsi e dopo essere morta e aver rilasciato liquidi, mettersi il sacco nero. Se Sebastiano si è messo a fare lavatrici con la candeggina e se poi si è prodigato a pulire la macchina togliendo perfino i sedili, vien da pensare che qualcosa abbia sporcato sedili e pavimento dell'auto. Quella macchina che fine ha fatto? Sono 23, c'è questo incidente probatorio e io tenterò di dire, oltre che tutto quello che fra di noi, tra me e Liliana intendo, è successo nella vita, non solo negli ultimi mesi della sua vita, non ho nessun problema di riraccontare cose che ho già detto,
vediamo e aspettiamo il 23 così la dirò in italiano. Sono atteso proprio in una cerimonia militare perché oggi è il 2 giugno, se no non avevo questi problemi. Io l'ho detto e ripetuto più volte, io ho finito di vivere con Liliana, non c'è nessun problema nel affermarlo, per me mi ha stravolto e sconvolto la vita questo fatto, lo posso dire e gridare al mondo. Voglio esclusivamente la verità. Se Sebastiano saputo di essere indagato avrebbe pensato di togliersi la vita. E ben poteva farlo, faceva bene, peccato. Io a Sebastiano non gli ho creduto mai una virgola, immaginarsi se lui si vuole suicidare. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.